E potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È una giornata eccezionale perché non è mai accaduto nella storia dell'umanità che cadesse sabato, il 29 aprile del 2023. Pensate, è straordinario. Sono le 8.01 naturalmente, vi ricordo radiolibertà.net, il nostro sito, la pagina Facebook di Radio Libertà per avere grosso modo, ma anche un po' più che grosso modo, l'idea di cosa va in onda in giornata. Detto questo, detto le cose essenzialerrime, andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Il PIL, il prodotto interno lordo italiano, sentite come suona bene, come suona sonoro e liquido il PIL italiano sopra le stime, meglio di Francia e Germania. Guardiamo dall'alto i cugini francesi, una volta tanto, e anche i teutoni. Nel primo trimestre il prodotto interno lordo aumenta dello 0,5%. Attenzione, voi forse non avete un'idea, ma lo 0, qualcosa è una cosa straordinaria. La variazione acquisita per il 2023 è al più 0,8%. E scusate se è poco, direbbero in Puglia e non solo. L'ambizione responsabile paga, ha detto il ministro Giorgetti, alle illazioni rispondono i fatti. Crescere dello 0, è una gran roba. La premier Meloni ha detto basta fare taffazzi, cioè martellarsi le pudenda, sebbene con una bottiglia di plastica. L'economia italiana va molto bene, ha detto Giorgia Meloni. Sì al DEF, bagarre alla Camera, Giorgetti dice basta errori, comunque il DEF è passato, era una tempesta in una microscopica tazzina da caffè. Il chat GPT è tornato in pompa magna, come si suol dire. Dice sì al garante e torna in più trasparenza, diritti per gli utenti, servizio accessibile. Adesso potete fare le tesi di laurea senza sforzarvi e tante altre belle cose. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, anche gli Stati Uniti lasciano il Sudan, di nuovo violata la tregua. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, stop al reddito di cittadinanza, arriva l'assegno di inclusione. Ecco come funzionerà, lo vedremo anche noi dopo più in dettaglio. Un'altra strage in Ucraina, 23 morti, 4 sono bambini. E ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA, la cronaca nera, siamo nel Novarese, difende la giovane figlia, viene ucciso. La vittima aveva 46 anni, fermato un uomo di 65, il quale custodiva in casa qualcosetta come 80 grammi di cocaina. Donna stuprata alla stazione centrale di Milano, un fermo, aggredita in uno degli ascensori, stava per prendere un treno per Parigi. Ha passato tutta la notte con il soggetto che poi l'ha violentata perché degli amici l'hanno scaricata lì. Lei non sapeva che la stazione di Milano chiude all'1:30. Ha fatto 4 chiacchiere col tizio che poi l'ha violentata. La sorella di Kim insulta Biden. Qui siamo invece tra Corea del Nord e Stati Uniti. L'attacco al presidente degli Stati Uniti dalla potente sorella del dittatore nordcoreano Kim Jong-un dopo la minaccia a Pyongyang. E infine, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, è morto il senatore di Fratelli d'Italia Andrea Augello, 62 anni, era malato da tempo. Introvabile la amoxicillina, cioè l'antibiotico per i bimbi. Manca in tutta Italia, scrive l'agenzia ANSA, da alcune settimane l'antibiotico amoxicillina, appartenente alla famiglia delle penicilline, utilizzato contro varie malattie infettive nei bambini, dalla scarlattina all'infezione da streptococco di tipo A.
C'è poi il capitolo relativo alla strage di Erba, ieri un comunicato stampa della Procura di Como, poi ne parleremo in dettaglio con il collega Edoardo Montolli a partire dalle ore 9. Il pubblico ministero di Como contro il procuratore generale Tarfusser, su Erba accuse ingiustificabili, una dura nota, un lungo comunicato di 5 pagine del procuratore facente funzioni di capo della Procura di Como Astori, che era il procuratore che sostenne l'accusa in aula nel processo di primo grado a Como nel lontano 2008, dura nota del procuratore Astori che ha sbagliato anche la data della strage nell'intestazione del comunicato stampa, ma transeat, bisogna essere precisi, per la richiesta di riaprire il caso. Procuratore Astori si oppone, le sentenze non lasciano spazio a dubbi, tuteleremo la correttezza dei magistrati, che è un po' come se il dipendente accusasse il datore di lavoro di essere un farabutto, più o meno, insomma, uno che non ha capito niente. Ma poi di questo parleremo a parte. C'è un solo commento sui quotidiani nazionali che fa il punto sull'iniziativa della Procura di Como, quello di Yuri Maria Prado su Libero. Non a caso forse è un avvocato e ha una sensibilità minima, della quale poi però ci renderemo conto leggendo l'articolo. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, prestò denaro a Boris Johnson, si dimette il presidente della BBC britannica, peraltro uomo di banca e di affari. Marina Berlusconi ha detto che suo padre sta molto meglio ed è tenace, ma questa è di ieri. Intanto, a proposito di Berlusconi, Paolo Berlusconi ha annunciato: abbiamo ceduto ad Angelucci il 70% delle quote de Il Giornale, confermata la avvenuta firma a un gruppo amico, rimarrò presidente onorario, dice il fratello di Silvio Berlusconi, a commento della vendita del 70% delle quote azionarie di Società Europea di Edizioni alla finanziaria Tosinvest della famiglia Angelucci. Posso dire che si tratta di cessione fatta a un gruppo amico con cui sono sicuro collaboreremo con grande unità di intenti, dice alla DN Cronos Paolo Berlusconi, che conferma la chiusura della trattativa tra la famiglia Angelucci e la famiglia Berlusconi e l'avvenuta firma per l'acquisizione del giornale. A testimonianza di ciò, spiega il fratello di Silvio Berlusconi, rimarrò presidente onorario de Il Giornale, che per tanti anni ha rappresentato un'autorevole voce liberale nel panorama dell'editoria nazionale. Su questo si sofferma con un lungo articolo in prima pagina, pagina 11, Tommaso Lorenzini, proprio su Libero, storica testata appartenente alla famiglia Angelucci. Silvio vende Il Giornale alla Tosinvest, una svolta nell'editoria. Berlusconi cede il 70% delle quote alla famiglia Angelucci, già proprietaria della testata di Libero e del quotidiano romano Il Tempo. PBF, SRL e finanziaria Tosinvest hanno in data odierna sottoscritto, era il comunicato stampa di ieri, il preliminare di acquisto e vendita di azioni pari al 70% delle quote di SEE SPA, società editrice di Il Giornale, e della sua controllata anche Il Giornale Online. A renderlo noto Paolo Berlusconi e Giampaolo Angelucci. L'esecuzione dell'operazione è subordinata all'avveramento di condizioni sospensive d'uso in operazioni similari. Dunque, in sostanza, lo storico quotidiano milanese, fondato nel 74 da Indro Montanelli, di proprietà della famiglia Berlusconi dal 79, quando Silvio rilevò il pacchetto di maggioranza, passa di mano con la maggioranza delle quote acquisite dalla famiglia Angelucci, già proprietaria di Libero ed è Il Tempo. A supportare l'operazione con consulenze tecniche lo studio Munari e Partners di Milano per PBF e lo studio di Gravio Avvocati per finanziaria Tosinvest. La notizia non coglie di sorpresa, scrive oggi Libero. Nei mesi scorsi, più volte, anche a sproposito, erano circolate voci circa la possibilità che la famiglia Angelucci fosse interessata a Il Giornale. È stato a inizio marzo che l'affare ha assunto contorni definiti e lo aveva certificato proprio Berlusconi. Detto questo, c'è l'ampio capitolo sulla strage di Erba, sul quale torneremo dopo. Un'agenzia della DN Cronos di ieri a mezzogiorno e qualcosa annunciava il comunicato stampa piuttosto irrituale, come si diceva nella Prima Repubblica, della Procura di Como. Procura di Como che si difende, prove certe contro Lindo e Rosa, è indiscutibile, le sentenze non lasciano spazio a perplessità, sono incontestabili, insomma aboliamo l'istituto della revisione in Italia, cosa ce lo teniamo a fare?
Intanto lo vedremo dopo tutto in dettaglio. Sul Corriere della Sera c'è un articolo, sul Giornale il pezzo di Felice Manti e di Edoardo Montolli. Sul quotidiano nazionale Il Giorno in particolare si dà conto con un breve articolo di che aria tira al Palazzo di Giustizia di Milano tra silenzi e imbarazzo. La relazione del sostituto procuratore generale Tarfusser avrebbe creato una frattura, scrive Il Giorno. La Procura Generale si è presa un mese di tempo, un mese, dice Il Giorno, per valutare un'eventuale istanza di revisione. Anche La Verità si occupa con Fabio Amendolara del durissimo scontro tra magistrati. Sta diventando questo il caso giudiziario che ha ricostruito la strage di Erba. Rosa e Olindo fanno litigare i pubblici ministeri, scrive La Verità. Yuri Maria Prado commenta l'irrituale risentimento del pubblico ministero di Como. Potrà anche aver torto Marcio, lo leggiamo subito perché è l'unico commento che in qualche modo si discosta dalla supina adesione alle tesi della Procura di Como. Potrà anche aver torto Marcio Cuno Tarfusser, il magistrato che ha chiesto la revisione del processo sulla strage di Erba, in esito al quale sono stati condannati all'ergastolo Lindo Romano e Rosa Bazzi, ma non sta né in cielo né in terra che un suo collega, il procuratore facente funzioni Astori, prenda carta e penna, tra l'altro colui che sostiene l'accusa in primo grado, e divulghi il suo risentimento per una iniziativa che deve essere trattata casomai nelle aule di giustizia e non tramite comunicati alle agenzie di stampa, perché in ogni caso la richiesta di revisione il sostituto procuratore l'ha presentata formalmente. Dall'altra parte si risponde con un comunicato stampa, tra l'altro lamentandosi del fatto che sia uscita sulla stampa quella richiesta, quando invece in primo grado la stampa ebbe un ruolo fondamentalissimo nel corroborare le tesi dell'accusa, e usiamo eufemismi. Non si vede infatti a che titolo, osserva su Libero Yuri Maria Prado, siamo a pagina 16 a fondo pagina, non si vede a che titolo un procuratore comasco si scandalizzi per l'ipotesi che quel processo fosse mal combinato e si sia perciò concluso con una decisione sbagliata. L'ipotesi può essere fondata o no, si vedrà, e se il processo dovrà essere rifatto sarà rifatto, ma chiederne la revisione non è uno sgarbo mafioso. Mafioso, usa questo aggettivo, direi molto appropriato, Yuri Maria Prado. A giudizio dell'esponente di quella procura lacustre, cioè il dottor Astori, che ha firmato il comunicato, le pagine con cui Tarfusser contesta l'andamento e la conclusione di quel processo contengono accuse di condotte abusive e illegittime, se non veri e propri reati a carico di magistrati senza giustificazione alcuna. Scrive Astori, ma senza giustificazione alcuna, domanda Prado. Chi lo decide? Dovrà deciderlo la giustizia, immaginiamo, non un comunicato di un collega indispettito, o no? Anche meno comprensibile è l'osservazione conclusiva di questo inopportuno comunicato, secondo cui la Procura di Como tutelerà comunque nelle sedi con le forme opportune l'immagine dell'ufficio a difesa dei singoli magistrati e della loro correttezza professionale. Di nuovo, scrive Prado, le sedi e le forme opportune non sono certamente queste, salvo credere che d'ora in poi gli uffici giudiziari affidino ai giornali le proprie lamentele perché qualcuno ipotizza che abbiano lavorato male e magari anche abusivamente. E salvo credere che l'abuso nel lavoro giudiziario sia un fatto a cui mai nessuno ha assistito in questo paese. Quei due saranno anche responsabili dei terribili delitti per i quali sono stati condannati, ma se esistono prove di una realtà diversa, cosa facciamo? Non le guardiamo perché dà fastidio a Como? I processi che hanno irrogato quelle pene saranno ineccepibili, ma se c'è indizio che possa non essere così, cosa facciamo? Li teniamo per buoni a prescindere perché altrimenti un magistrato si offende? Come si offendevano i carabinieri, secondo l'ineccepibile luogotenente Gallorini, se non firmavano i verbali, quelli che non ne hanno fatto le perquisizioni. Cioè noi facciamo così perché sennò si offendono, diceva Gallorini. I verbali li firma chi non ha condotto le operazioni perché sennò si offendono quegli altri. Questa era l'incredibile motivazione per cui c'erano verbali
firmati da gente che non aveva fatto le operazioni resocontate nei verbali. Voi pensate che possa fare fede in qualunque parte del mondo un verbale firmato da gente che non ha partecipato alle operazioni riassunte nel verbale? Comunque si offendono. Allora teniamo per buoni i processi anche se c'è qualcosa che non torna, perché altrimenti il magistrato si offende, il magistrato che rappresentava l'accusa. Tra l'altro impropriamente, perché noi continuiamo a dire l'accusa, ma il codice italiano prevede che il magistrato della cosiddetta accusa, cioè il pubblico ministero, e lo chiarisce molto bene il procuratore Tarfusser, che ha fatto questo mestiere di pubblico ministero per tutta la vita, la legge italiana prescrive che il pubblico ministero sia un organo della giurisdizione pubblico e imparziale, cioè non è l'organo dell'accusa. Sostiene l'accusa se ha motivi per farlo, ma deve sostenere anche le ragioni dell'imputato quando quando si rilevi che ci sono ragioni a sua difesa. Cioè il pubblico ministero deve, dice la nostra legge, anche valorizzare ciò che va a scagionare l'imputato. Per esempio, in questo caso c'era una cosa monumentale, la perizia dei RIS dei carabinieri che nessuno ha giudicato. È un fatto nuovo, tra l'altro, ce lo spiega sempre il dottor Tarfusser in quella ottimo documento che abbiamo commentato per fortuna passo passo qui in radio, quindi conoscere per deliberare. Ecco, conoscendo quel documento si capiscono tante cose. Si capisce anche che la legge italiana, forse i primi a violarla sono quelli che dovrebbero applicarla o no. È un punto di domanda, ma si può ancora mettere dei punti di domanda in questo benedetto dibattito pubblico in sto paese? Quindi, giustamente si domanda Iuri Maria Prado, concludendo l'articolo su Libero. Teniamo per buoni i processi se c'è indizio che le cose non sono state fatte bene, perché altrimenti un magistrato si offende, come i carabinieri di Gallorini? Si dice, e le vittime devono essere onorate e protette, ma se ci fossero 2 innocenti in galera ci sarebbero 2 vittime in più. Non è difficile da capire, è molto semplice. Intanto, cambiando argomento, c'è un'altra questione in primo piano, il MES. L'Europa tutta, la Banca Centrale Europea sono unitissime nel dire che l'Italia deve finalmente firmare il trattato sul MES, il meccanismo europeo di stabilità o salva stati, così si chiamava. Su questa questione il professor Giulio Sapelli scrive un pezzo per il sussidiario.net. Il governo dica no o dovrà ristrutturare il debito. Attenzione, perché ristrutturare il debito non è una formula finanziaria, significa che vengono nelle nostre saccocce e tirano fuori i soldi. Ristrutturare il debito, quello significa. La Commissione europea ha presentato una nuova proposta di riforma del patto di stabilità. Cresce il pressing sull'Italia per la ratifica del MES. Il governo deve dire no, sostiene il professor Sapelli, mentre Repubblica sottolinea con il servizio da Stoccolma dell'inviato Claudio Tito il pressing dell'Unione Europea sul MES. Ma l'Italia dice serve una novità. Il governo insomma cerca un modo per giustificare la ratifica. Incontro costruttivo tra Lagarde e il ministro dell'economia italiana Giorgetti. Infatti c'è una bella foto di Giancarlo Giorgetti con una sorridentissima nei suoi confronti Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, ieri a Stoccolma. Gentiloni, l'ex premier PD, oggi commissario agli affari economici della Commissione Europea, dice l'adesione al MES non è in discussione. Il direttore del fondo, Gramenyà, dice il sì arriva nel 2023. È un'istituzione abbastanza strana questa del MES, con un'immunità diplomatica totale, la segretezza degli atti, sembra una roba di altri tempi, diciamo così. I membri sono immuni da qualsiasi investigazione e le decisioni sono segrete. Una bella roba, interessante come modello democratico. Il Parlamento si è espresso contro il MES, lo ha fatto formalmente, maggioranza ampia. Per ratificarlo ci dovete consentire di illustrare alle Camere una situazione diversa, cioè di raccontare una favola agli italiani. Si può discutere di questo, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivato in ritardo alla riunione dell'Eurogruppo dopo le difficoltà per l'approvazione del documento di economia e finanza in Italia. Bisogna leggere la stampa inglese, invece, scrive Rodolfo Casadei su tempi.it, per scoprire come è andato davvero il viaggio di Giorgia Meloni nel Regno Unito. Non si è parlato soltanto di immigrazione, come hanno scritto i nostri giornali. Notizie e commenti positivi del viaggio di Giorgia Meloni in Gran Bretagna anche da sinistra sui quotidiani inglesi, scrive Rodolfo Casadei.
su tempi.it. Il Corriere della Sera invece si concentra solo sui migranti, proprio l'opposto di quello che vuole evidenziare il commentatore di Tempi. Meloni e i migranti trasferiti in Ruanda, l'iniziativa britannica. Da noi no, non lo faremo mai, noi siamo buoni come italiani. Ma non è deportazione quella britannica. Patti tra stati liberi garantiscono sicurezza, negarlo è razzista. Mentre c'è un reportage a proposito di immigrazione di Michel Dessy su Il Giornale, pagina 7, da Ventimiglia. Macron torna a fare, anzi rafforza quello che ha sempre fatto, cioè rimandare migranti in Italia, non far passare nessun migrante in Francia, tra Ventimiglia e la trincea francese, dove è guerra ai clandestini che arrivano dall'Italia. La Francia ha mobilitato ulteriori 150 gendarmi a difesa delle frontiere al confine, camionette blindate e controlli anche sulle ferrovie. I bivacchi degli africani sbarcati da Lampedusa che dicono qui non ci fermeremo, ma la Francia mostra i muscoli. Ancora una volta. Vi segnalo, a proposito invece di Ellis Line, di cui tanto si è parlato per la cromografia, lì come si chiama, la armocromismo, insomma l'armonizzazione tra il colore dell'incarnato, della pelle e i vestiti, a botta di 300 euro all'ora, perché si fa anche personal shopping. Complimenti alla tizia Enrica Chicchio che si è scavata una professione molto interessante, diciamo come Vanna Marchi, vendeva il sale, questa vende invece qualcosa di più prezioso, i consigli per vestirsi a 300 euro all'ora. Comunque il silenzio di Ellis Line, tutt'altro argomento, affronta Luca Ricolfi sul home page della Fondazione IUM, del sito della Fondazione IUM, fondazioneium.it. È di qualche giorno fa una lettera che un nutrito gruppo di femministe ha indirizzato a Elly Schlein. Oggetto la posizione del PD e della neosegretaria Schlein in materia di GPA, gestazione per altri o, che dir si voglia, utero in affitto. Le scriventi femministe sono contrarie e si rivolgono a Elly Schlein che si è invece ripetutamente dichiarata a favore perché riveda la sua posizione. Inoltre parlano con accenti critici della pretesa da parte delle coppie ricorse alla gestazione per altri di ottenere la trascrizione automatica all'anagrafe italiana di certificati di nascita rilasciati all'estero. La loro preoccupazione è che la sinistra lasci il tema alla destra che distorcerebbe la questione per piegarla a un progetto di riaffermazione della famiglia tradizionale obbligatoria. La lettera è mielosa e adulatoria, scrive Luca Ricolfi. Forse anche per questo ha suscitato la vivace reazione di Marina Terragni, un'esponente più attiva della rete per l'inviolabilità del corpo femminile, un gruppo più coerentemente impegnato non solo contro la pratica dell'utero in affitto, ma contro tutto il complesso di pratiche del progetto transumano, autoidentificazione di genere, il self-id, carriera alias nelle scuole, transizione facilitata, ricorso agli ormoni, sex work, assistenza sessuale ai disabili, eccetera. Su questo il gruppo della Terragni avrebbe apprezzato un pronunciamento più chiaro e una presa di posizione più netta, con riguardo all'idea di dichiarare reato universale l'utero in affitto, come vorrebbe invece il governo Meloni. Dalla lettura dei due testi, osserva Ricolfi, si capisce che su questi temi il mondo femminile è spaccato, non tanto fra sostenitrici e nemiche dell'utero in affitto. I sondaggi mostrano che la maggioranza delle donne è contraria, ma sull'adesione al progetto transumano. Qui le posizioni sembrano essere tre. Iperfemministe alla Schlein, favorevoli a tutto o quasi, femministe della lettera Schlein, contrarie all'utero in affitto ma favorevoli sul resto, femministe radicali come Terragni, contrarie a tutto il pacchetto. È interessante la dinamica politica. Le femministe della lettera Schlein le chiedono di fare un passo indietro. Hanno capito che se si andasse allo scontro la gente starebbe con chi critica l'utero in affitto. Il PD ne sarebbe travolto. Il gruppo di Marina Terragni si chiede invece perché rivolgersi a Schlein, visto che se ne conoscono le posizioni oltranziste su tutto. Credo, conclude Ricolfi, che Terragni abbia ragione. La questione non è politica ma etica, culturale. E la vera posta in gioco non sono i diritti dei bambini o le discriminazioni fra tipi di famiglie, ma la accettabilità dell'intero pacchetto transumano, una faccenda che chiama in campo la morale, l'antropologia e le convinzioni filosofiche, bioetiche, su cui i progressisti sono molto più divisi dei conservatori. Se la sinistra non lo capisce e la butta in politica può farlo, ma offrirebbe alla destra il proprio scalpo su un piatto d'argento. Perciò Schlein sta zitta. Il silenzio di Schlein.
Ellis Line si spiega invece su Vogue, sottolinea Martino Loiacono su Italia Oggi stamani. L'armocromista, la signora che la consiglia a 300 euro all'ora, è il distacco tra gli stili di vita dei top dem e quelli della gente comune. Tra gli operai, sondaggio, il PD è all'11,4%, Fratelli d'Italia al 34,6%, come la Lega di una volta, insomma, che veniva votata dai popolani e dagli operai. Che la segretaria PD faccia affidamento a una sorta di personal shopper specializzata nei colori dei vestiti, le cui tariffe vanno fino a 400 euro all'ora, non è solo un fatto di costume, ma anche un aspetto legato alle scelte politiche, sottolinea lo Iacono. Dall'intervista di Schlein a Vogue emerge un'incoerenza tra quella che dovrebbe essere la sua piattaforma politica e l'immagine pubblica. Un'incoerenza che rende più complicato il riavvicinamento tra PD e cittadini in difficoltà. Vi segnalo, e cambiamo ancora argomento, ma è all'ordine del giorno della cronaca, un bel pezzo della professoressa Anna Bono sulla Nuova Bussola Quotidiana a proposito del Kenya, le sette religiose mortali e l'orrore scoperto. Predicatori sedicenti cristiani invitavano i loro seguaci a lasciarsi morire di fame o a suicidarsi per unirsi a Gesù. 2 sette sono state scoperte sulla costa del Kenya. La prima è quella del predicatore Ntenge, ha già provocato morti a centinaia. Subito dopo è stata scoperta quella del telepredicatore Odero, anche quella mortale. Lasciamo con ciò le anticipazioni, le prime pagine dei giornali le possiamo trascurare, tranne che per il Sole 24 Ore, che intervista il già citato ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. L'Italia cresce, le imprese sono forti. Sul MES e sul patto di stabilità la trattativa è aperta. Il MES neanche col sangue, diceva una volta Giorgia Meloni, adesso c'è la trattativa. Più realisticamente, in autunno più margini per interventi a sostegno di famiglie e aziende. Non vedo argomenti per un cambio di opinione al ribasso sul rating dell'Italia da parte delle agenzie internazionali. Il MES, il Parlamento vuole legarlo all'unione bancaria e a forme per favorire investimenti privati. Il patto di stabilità, un trattamento diverso per gli investimenti sulla sostenibilità e il digitale, è una richiesta logica. Insomma, vedremo, negozieremo, faremo. Intanto morto un teorema, questo è il Dubbio, invece il quotidiano degli avvocati italiani se ne fa un altro. Berlusconi stragista. Crollato il teorema della non trattativa fra Stato e mafia, rimane in piedi quella che promette di essere una perdita di tempo, una carta che vede come mandanti delle stragi Berlusconi e Dell'Utri e che ha sempre viaggiato parallelamente alla tesi della trattativa. Va in antitesi con essa, puntualmente archiviata per mancanza di prove, la tesi della Procura di Firenze non è mai arrivata da nessuna parte. Insomma, morto il teorema della trattativa Stato-mafia, se ne fa un altro. Berlusconi, regista delle stragi. L'intervista del Dubbio al generale Mori con Falcone e Borsellino: non avremmo mai avuto il processo Stato-mafia. Diamo un'occhiata anche alla prima pagina di Italia Oggi. Maxi frodi sui bonus edilizi è l'argomento d'apertura e boom di sequestri per i crediti da bonus edilizi fittizi. In poco più di 2 mesi sono più che raddoppiati in valore i bonus sequestrati dalla Guardia di Finanza, passando dai 3,7 miliardi di euro al 16 febbraio 2023 ad almeno 7,7 miliardi di oggi. Insomma, non poco. In poco più di 2 mesi sono raddoppiati i bonus sequestrati dalla Guardia di Finanza, fino ai 7,7 miliardi di euro di oggi. Se si considerano anche le sospensioni dell'Agenzia delle Entrate, si arriva a un totale di illeciti per una somma mostruosa, 9 miliardi fino a febbraio, che dunque salgono ad oggi almeno a quota totale 16,7 miliardi. Una montagna di ruberie sui bonus edilizi fittizi. La rubrica diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina di Italia Oggi del direttore Magnaschi. Anche se la situazione sta gradualmente migliorando, i parlamentari europei sono spesso stati scelti da partiti italiani come seggi benefit per coloro che non erano digeriti a Roma o che non ce l'avevano fatta ad essere rieletti o che erano simpatici o simpatiche al boss, al vertice del partito. Un'eccezione, da sempre, è rappresentata da Paolo De Castro, del PD, ordinario di economia e politica agraria all'Università di Bologna. Nel suo settore al Parlamento europeo è da tutti riconosciuto come autorità assoluta. Nel silenzio di tutti i media italiani,
De Castro è riuscito adesso a far approvare all'unanimità il nuovo regolamento per DOP e IGP, che difende anche le produzioni italiane di qualità. Parliamo di 58 miliardi di euro sugli 80 dell'Europa intera. Sarà così impossibile denominare Prosek con la K una produzione di vino della Croazia che voleva imitare con un artificio lessicale il prosecco italiano. È un caso fra i tanti, tutti nel segno della serietà e della difesa della qualità, per merito di un italiano autorevole, il PD De Castro, perché capace e serio. Le persone capaci e serie hanno poco spazio solitamente, mentre 2 pagine dedica la verità, l'apertura di prima pagina e pagina 2 e pagina 3, al riscatto dei cattolici. Papa Francesco esalta l'Ungheria per le misure pro famiglia e boccia l'unione del gender. Da Budapest, dove è in visita il pontefice, striglia l'Europa, scrive Giorgio Gandola, affinché recuperi l'anima, abbandoni l'ideologia e si svegli sulla guerra. Poi elegge l'Ungheria come paese che fa da ponte, pontiere. Commenta anche il direttore Maurizio Belpietro, dal Papa un discorso rivoluzionario e i giornali corrono a nasconderlo. Le anime belle, che si aspettavano un processo al sovranismo di Orban, sono rimaste deluse. Nel mirino di Bergoglio è finita invece la fluida Unione Europea e il diritto insensato all'aborto. Panico nei media. Ma Libero pubblica, anch'esso in primissima pagina, in primissimo piano, pagina 2, pagina 3, il discorso integrale di Papa Francesco in Ungheria. Stop al diritto all'aborto, stop all'ideologia trans, il Papa va da Orban e spiega il suo mondo. Papa Francesco critica chi non accoglie migranti, ma si complimenta con l'Ungheria per quel che fa per la famiglia contro la realtà fluida che ci impone l'Unione Europea. Libero pubblica in primo piano, pagina 2 e 3, appunto, il discorso integrale di Papa Francesco. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Avanza da sud-ovest l'alta pressione verso il nostro paese, regalando una giornata stabile e soleggiata praticamente su tutti i settori, minime in calo. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud senza disturbi da segnalare se non per qualcuno sull'arco alpino. Nel pomeriggio, bel tempo stabile praticamente ovunque con presenza di poche nubi sparse, quasi esclusivamente al nord e sul basso Tirreno, temperature massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E a proposito di Quotidiano di Sicilia, c'è un'apertura di prima pagina e l'inchiesta principale a pagina 7 sui costi del ponte sullo Stretto di Messina. Tutta la verità. Nel documento di economia e finanza si parla di 13 miliardi e mezzo, ma secondo l'azienda costruttrice WeBuild ne costerà 11, il 40% per l'opera principale, il resto per quelle connesse. Certo, 20 anni fa sarebbe costato solo 3,9 miliardi. Tra le ipotesi anche un intervento di Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea degli Investimenti per finanziare l'opera, 3.360 metri, la lunghezza complessiva prevista da WeBuild. Veloci, andiamo a vedere anche una pagina del giornale molto interessante, pagina 10, Felice Manti e Luca Fazzo si occupano del crollo della trattativa Stato-mafia anche secondo la sentenza di Cassazione. Le super carriere però le hanno fatte i pubblici ministeri. I pubblici ministeri che sostenevano i teoremi della trattativa Stato-mafia hanno fatto super carriere. Parla la figlia di Paolo Borsellino, processi più in TV che in aula,
Scrive il Domani, Cairo sarà sentito sulla foto di Baiardo per la vicenda Giletti e compagnia molto bella. Intervista a Danila Subranni, figlia del generale Antonio Subranni, fondatore dei ROS dei Carabinieri, 91 anni ad agosto, è stato assolto dalla Corte nella trattativa Stato-mafia perché il fatto non sussiste. Gli artefici di questa vergogna, dice la figlia, dovranno pagare il male fatto a papà. Un'azione spregiudicata per fini mediatici e politici. Sulla storia della trattativa Stato-mafia che è finita in vacca, anche Enrico De Aglio a pagina 21 della Stampa di stamani. L'inesistente trattativa Stato-mafia, 20 anni di inchieste e depistaggi. Per i giudici non c'è mai stata. Bisogna chiedersi chi ha favorito l'abbaglio e soprattutto perché. Ci hanno raccontato che tutta l'indagine sull'omicidio Borsellino era stata depistata fin dall'inizio per proteggere i reali colpevoli. L'apice del dramma, le telefonate dal contenuto indicibile tra l'ex ministro Mancino e il capo dello Stato Napolitano, che lor signori hanno pensato bene di far sparire tra l'altramente, mentre Filippo Facci si occupa su Libero, pagina 13, della stessa questione, la vera banale storia della trattativa Stato-mafia. La realtà smonta i teoremi, il contatto con Ciancimino per avere informazioni, gli incontri, le richieste, l'arresto. Nel racconto del generale Mori, una normale indagine finita in un inutile processo. Ciancimino disse: ho preso contatto con questi signori ma sono scettici perché voi chi rappresentate? Noi non rappresentavamo nulla se non degli ufficiali di polizia che cercavano di catturare qualche latitante. Ciancimino disse: accettano la trattativa a condizione che sia io l'intermediario e la trattativa si svolga all'estero. Voi cosa offrite? Provenzano e Riina si costituiscono e lo Stato tratterà bene loro e le loro famiglie. Tutto qua, una normale indagine, scrive Filippo Facci, finita in un inutile processo. Intanto cambia il reddito di cittadinanza, altro argomento del giorno, la nuova bozza, pagina 7 di Avvenire, sparisce il reddito grillino, confermato il doppio binario. Dal 2024 arriva l'assegno di inclusione, vale 500 euro moltiplicati in base al nucleo familiare. Ma da settembre 2023 per gli occupabili parte un'altra forma, lo SDA, 350 euro, che decade al rifiuto del primo lavoro. Lunedì il varo del decreto in Consiglio dei Ministri insieme al nuovo taglio del cuneo fiscale. Obbligo di spostarsi in tutto il territorio nazionale per un'offerta di lavoro che va oltre i 12 mesi. Chi non accetta perde l'assegno. Il decreto rende più facile per le aziende reiterare i contratti a termine, il decreto lavoro, e nel settore turismo viene allargata la possibilità di pagare coi voucher. Anche sul Tempo di Roma, pagina 5, c'è il focus sul prossimo venturo, lo fanno il 1° maggio, del Consiglio dei Ministri, sul lavoro. Così funzionerà il nuovo assegno di inclusione che sostituirà il reddito di cittadinanza, obbligo di accettare l'impiego senza limiti di distanza da casa se l'impiego è superiore a 12 mesi. Il Consiglio dei Ministri vara il 1° maggio, noi il 2 lo commenteremo. C'è da segnalare ancora sulla Stampa, pagina 5, un'intervista a Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'ENI. La dipendenza dalla Russia è alle spalle, quest'anno avremo il prezzo del gas sotto controllo, non ripetiamo l'errore con la Cina per le rinnovabili e le terre rare, ma andiamo avanti con i progetti per il nucleare e non trascuriamo alcuna tecnologia. Dice ancora Descalzi, il piano Biden per attrarre investimenti negli Stati Uniti, gli incentivi del governo americano per la transizione sono un problema per le nostre industrie. Nel primo trimestre il nostro gruppo ha registrato utili, eccetera. Intanto è stato riciclato anche l'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede, blitz dei 5 Stelle che si mettono d'accordo con il centrodestra, Bonafede rispunta alla giustizia tributaria. L'ex ministro dei 5 Stelle è stato votato alla Camera, ok, anche del centrodestra, il PD esce dall'aula, si è un po' incazzato per la mossa di Conte che si è messo d'accordo con il centrodestra, Schlein si attacca alla parità di genere non rispettata. Infine vi segnalo un bel pezzo di Vittorio Feltri, pagina 1, pagina 17 di Libero, una telefonata tra Feltri e il padre del ragazzo morto per l'orso in Trentino. Orsi troppo vicini alle case vanno trasferiti. Mi ha raccontato il papà di questo ragazzo morto che raramente faceva 4 passi nei boschi, il ragazzo ucciso appunto, e usava per meglio camminare 2 racchettine per deambulare in equilibrio. Ha aggiunto che quel tragico giorno non era salito sulle vette, ma si era limitato a raggiungere i 700 metri, poco più in alto rispetto al paese dove abitava. Questo significa che gli orsi non vivono a 2000 metri, ormai
arrivano vicino ai centri abitati dagli uomini e io ignoravo il particolare, ero convinto che i bestioni se ne stessero in alta quota, significa che ormai si sono moltiplicati e per trovare nutrimento si avvicinano al consorzio umano, dove di riffa o di raffa riescono ad avere cibo. Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di nutrirsi per campare, quindi il problema mi pare diverso da come finora è stato descritto. Gli orsi nella regione arrivarono su disposizione dell'Europa, che non valutò che essi si sarebbero moltiplicati. Il numero fa la forza. Questi animali, a me simpatici, a un certo punto si sono sparpagliati fino ad arrivare ai centri abitati, da qui la loro pericolosità. Non sono né ragionieri né dottori e in determinate circostanze davanti ai cristiani possono avere reazioni violente. Ecco così si spiega l'aggressione al ragazzo che non è riuscito a salvarsi. A questo punto non ha senso che la comunità si vendichi uccidendo l'orsa, che lascerebbe 3 cuccioli privi di protezione. Semmai è necessario trasferire i bestioni in zone più isolate, dove potranno scorrazzare in libertà, scrive Feltri dopo il colloquio col papà del ragazzo ammazzato. Intanto vi segnalo velocissimamente sul Fatto Quotidiano, pagina 10, l'articolo di Carlo Di Foggia su una delle eterne storie all'italiana di quattrini di interessi, di soldi pubblici soprattutto, ovvero Telecom Italia. Riecco il disastro Telecom, la rete al capolinea, la guerra ai vertici. Le offerte per l'infrastruttura sono troppo basse. Il 4 maggio il Consiglio di amministrazione prenderà tempo, ma il progetto è fermo. Giorgia Meloni vuole prendere in mano il dossier. Di Boris Johnson aiutato ad avere un prestito, si dimette il presidente della BBC britannica, un banchiere, abbiamo già detto. Vi segnalo una bellissima intervista sulla Verità, pagina 19, a un grandissimo protagonista della musica, il jazzista Enrico Rava, trombettista eccelso. Dalla farina di insetti agli ecovandali, la sinistra oggi sbaglia tutti i ritornelli, dice Rava. Negli anni caldi ho visto i picchetti contro Chet Baker e dare del servo della CIA a Count Basie. Ne ho viste di cazzate, insomma, dice il grande Enrico Rava. Così come un grande era Luigi Veronelli, gastronomo, scrittore, uomo di cultura. I menù della nostalgia oggi è Giancarlo Saran a ripercorrere la figura di Veronelli, pagina 21 della Verità. Infine, una segnalazione: fino al 7 maggio in Brianza sono visitabili in 28 comuni le ville aperte, storie e segreti delle dimore antiche. Per la 21esima edizione torna l'aperitivo d'arte della bella stagione, al via oggi fino al 7 maggio. Ci sono tante belle cose da vedere, per esempio a Cinisello Balsamo la bella ghirlanda Silva con la Cappella Sistina della vecchia Brianza, San Vittore. A Villa Gianetti Saronno, museo sul chiarismo, e insomma a Erba il Castelnuovo amato dai parravicini e tante altre belle cose. A proposito di Erba, adesso apriamo un piccolo focus su la questione appunto di Erba. Intanto questo è il comunicato stampa sulla bozza, la definisce così la Procura di Como, di istanza di revisione del processo, presentata dal procuratore Tarfusser. È una bozza, cioè una specie di robetta, per la quale però poi esce il comunicato stampa, non si capisce. Comunque ne parleremo dopo con Edoardo Montolli. Intanto vi dicevo, andiamo a dare un pochino un'occhiata più approfondita alla questione di Erba, di cui parliamo tra poco con uno dei massimi esperti che ha fatto il lavoro giornalistico encomiabilissimo che ci ha condotto a tenere aperta la questione per tutti questi 17 anni, ovvero appunto Edoardo Montolli, insieme a Felice Manti, autore del libro Il Grande Abbaglio, che potete leggere aggiornato anche oggi, e lo trovate ovunque in rete e in libreria. Comunque, al di là di questo, partiamo dall'agenzia di N. Kronos, che ieri dava conto del comunicato della Procura di Como, del procuratore capo di Como facente funzioni Massimo Astori, che era colui che sosteneva l'accusa in primo grado. La responsabilità penale di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all'ergastolo, è stata affermata in 3 gradi di giudizio. I giudici hanno espresso valutazioni ampiamente positive delle prove raccolte dalla pubblica accusa e hanno accolto integralmente nei 3 gradi di giudizio le richieste dei rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero. È l'argomentazione standard di moltissimi giornalisti, di moltissime parti lese superstiti, cioè per esempio la famiglia Castagna rimasta, che dice ci sono stati 3 gradi di giudizio, non c'è più niente da discutere. È l'argomentazione standard appunto di tante trasmissioni televisive. 3 gradi di giudizio, di che cosa vogliamo parlare? Quindi l'istituto della revisione, cancelliamolo, che facciamo prima. Un lungo comunicato, ben 5 pagine, scrive ADN Kronos, in cui il
procuratore facente funzioni replica all'istanza di revisione, avanzata invece dal sostituto procuratore della Procura Generale di Milano, Cuno Tarfusser, a difesa dei coniugi Romano. Parleremo dopo nei contenuti di questo comunicato stampa che la DN Kronos pubblica in maniera praticamente integrale, un comunicato stampa molto lungo. Ne parliamo tra poco. Intanto sul Corriere della Sera la stessa cosa, c'è un articolo a pagina 23 di Anna Campaniello dove si riassume tutto ciò di cui parleremo tra poco, e poi c'è l'articolo invece più ragionato di Felice Manti e Edoardo Montolli sul Giornale. A pagina 11, strage di Erba, ora a parlare è la Procura di Como. E dato che il posto di procuratore capo è vacante, lo fa con un comunicato del procuratore facente funzioni Massimo Astori, che però è anche parte in causa nel processo contro Olindo e Rosa, essendo il pubblico ministero che condusse le indagini e il dibattimento in aula contro la coppia. Astori si riferisce alla richiesta di revisione proposta dal sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser. Una richiesta che è ancora ferma alla Procura Generale, a quanto risulta a Il Giornale. Ma il magistrato Astori, irritualmente, non si limita a difendere il proprio operato di 16 anni fa, sostenendo la bontà del proprio lavoro, ma attacca direttamente il procuratore generale Tarfusser, le cui espressioni, scrive Astori, contengono accuse di condotte abusive e illegittime, se non reati, a carico di magistrati, senza giustificazione alcuna. È un attacco durissimo a Cuno Tarfusser, che tuttavia desta più di una perplessità. La prima, scrive Il Giornale con Felice Manti e Edoardo Montolli, la prima è che si tratta di un attacco alla Procura Generale di Milano, cioè all'autorità che è preposta proprio al vaglio del lavoro della Procura di Como. Cioè è un attacco della Procura che è, diciamo così, vagliata dalla Procura Generale. La Procura vagliata attacca l'istituzione che la vaglia. La seconda è che il contato, cioè la Procura di Como, sostiene che il controllore, cioè la Procura Generale di Milano, sta portando avanti accuse senza giustificazione alcuna, scrive Astori. La terza è che si evidenzia un palese conflitto di interessi nel procuratore Astori, il quale è sì procuratore capo facente funzioni a Como, ma è anche il magistrato che, utilizzando questo ruolo, difende il suo proprio operato di 16 anni fa, facendosi scudo dell'istituzione che rappresenta, e cerca così di smontare il lavoro di un procuratore generale della Repubblica, cosa che spetterebbe giudicare esclusivamente alla magistratura di Brescia. Brescia è competente sui fatti di Milano, no? Voi sapete benissimo che ogni procura, ogni tribunale, se le questioni riguardano magistrati di quel distretto, non possono giudicare loro. C'è un altro distretto che giudica. Su Roma giudica Perugia, su Milano giudica Brescia. La quarta perplessità è più importante di tutte ed è che lo stesso procuratore facente funzioni, Astori, sostiene che Tarfusser ipotizzi reati a carico dei magistrati di Como che svolsero quelle indagini, e cioè anche del medesimo Astori. E allora la domanda è ovvia. Cosa sta aspettando ancora il procuratore generale di Milano Francesca Nanni a inviare la richiesta di revisione di Tarfusser a Brescia? Lo ha già fatto o, come sostenuto da autorevoli colleghi che frequentano il Palazzo di Giustizia, la richiesta è ancora ferma in un cassetto in attesa di eventuale controfirma? La Procura Generale di Milano ha già segnalato a Brescia le asserite notizie di reato a carico dei colleghi di Como, riferite dallo stesso Astori? Tarfusser, d'altra parte, come fa notare proprio il procuratore Astori, ha chiesto la revisione anche per falsità in atti, in particolare per le prove inerenti il riconoscimento di Olindo Romano da parte di Mario Frigerio e per la macchia di sangue trovata sulla macchina della coppia, macchia che, per il procuratore Tarfusser, sarebbe legata a gravissime criticità, visto che, per qualità, quantità e concentrazione, con ogni probabilità non proviene dal battitacco del lato guidatore dell'auto di Olindo. E allora, davvero si sta tergiversando sulla trasmissione di un atto alla Corte d'Appello di Brescia che contiene queste gravissime ipotesi, ovvero presunti falsi che avrebbero portato 2 innocenti all'ergastolo e sono in galera da 16 anni? E ancora, il Consiglio Superiore della Magistratura intende aprire una pratica in autotutela di Tarfusser, attaccato in questo modo dalla Procura di Como, che è l'oggetto del suo legittimo operato?
E il Ministero della Giustizia come intende affrontare questo scontro tra il procuratore di Como facente funzioni, Astori, accusato per suo stesso dire di reati, e il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser che di quei reati sarebbe l'accusatore? Insomma, CSM e Ministro Nordio, ci siete? Più in generale io direi, ma qualcuno che fa politica in Italia su questa vicenda c'è? Perché tanti bei discorsi sulla giustizia giusta, finché parlano di morti come Tortora, tutti d'accordo. Quando parlano di 2 vivi popolani in carcere, non parla nessuno, tutti coraggiosi. Lo scontro che rischia di lacerare i rapporti tra 2 istituzioni giudiziarie, anche al loro interno, si inserisce nel desolante spaccato della giustizia italiana, concludono Manti e Montolli, e offre alla politica, finora stranamente silenziosa sulla vicenda, io non direi stranamente, toglierei l'avverbio, anche se ci sarebbero 2 interrogazioni parlamentari in lavorazione, vedremo, insomma, offre alla politica, questo desolante spaccato, una prateria per la riforma del sistema giudiziario che si annuncia a questo punto inevitabile, soprattutto se prendesse corpo il più clamoroso abbaglio mediatico giudiziario dell'Italia repubblicana. Te capì? Così su il giornale Manti e Montolli c'è il comitato di redazione del giornale che commenta la vendita del giornale alla famiglia Angelucci e chiede a una rappresentanza della nuova proprietà un incontro urgente, cioè i redattori del giornale ne sanno poco e nulla di quanto sta accadendo, chiedono un incontro urgente per conoscere i piani editoriali e di sviluppo previsti per il giornale dalla famiglia Angelucci, ricordando che la priorità resta la tutela dell'occupazione per una redazione già sottoposta in questi ultimi anni a sacrifici e rinunce. I giornalisti del giornale, scrive il comitato di redazione, non hanno mai cessato di proporre idee sostenibili per la crescita e l'innovazione del prodotto, ben consapevoli che l'attuale situazione dell'editoria non permette voli pindarici, ma convinti che la qualità del prodotto sia l'unica strada per conservare i nostri lettori e attrarne di nuovi. Intanto, tornando alla vicenda di Erba, sul Giorno, dicevamo, c'è un focus che ci dà conto della situazione dentro il Palazzo di Giustizia. Secondo quel che scrive il Giorno, silenzio, imbarazzi e fastidio dopo il duro comunicato del procuratore di Como a difesa dell'inchiesta che condannò Olindo e Rosa. Nei corridoi della Procura Generale di Milano nessuno vuole commentare l'attacco diretto a Tarfusser, il sostituto procuratore che 3 settimane fa ha acceso la miccia rendendo pubblica, non l'ha fatto lui a dir la verità, ma è uscita, chi l'ha fatto non si sa, la relazione d'ufficio, che non è una relazione d'ufficio ma una richiesta di revisione. C'era anche un illustre giornalista giudiziario ieri de Il Giornale che abbiamo appena letto, Stefano Zurlo, il quale in TV diceva ma non è una richiesta, direi, è una relazioncina, una cosetta, una serie di appunti che ha buttato là il Tarfusser, quindi una mezza fesseria, insomma, conta niente. Non è una relazione d'ufficio, come scrive il Giorno, è una richiesta di revisione in cui spinge per l'istanza di revisione e demolisce le indagini condotte dai carabinieri, perché il punto chiave è proprio il luogotenente Gallorini da cui parte la vicenda. Che l'iniziativa di Tarfusser avesse già creato una frattura con la capa del suo ufficio, scrive il Giorno, la procuratrice generale Nanni, si era capito subito, anche perché spetta solo a lei e all'avvocato generale dello Stato Tonto Donati e non certo al singolo sostituto il potere di avanzare l'eventuale istanza di revisione del processo a Brescia, scrive il Giorno. Insomma, il Giorno è sicuro che Tarfusser ha fatto una cosa sbagliatissima, non spettava a lui presentare la richiesta di revisione. Per la verità ci sono autorevolissime interpretazioni del tutto opposte che riconducono a una cosa elementare. Quello è l'ufficio della Procura Generale, tutti i sostituti procuratori hanno pari dignità di funzioni, cioè possono agire, e l'organizzazione interna vede un procuratore capo solo dal punto di vista appunto della struttura dell'ufficio, non delle funzioni. Quindi se spetta alla Procura Generale chiedere la revisione, lo può fare qualunque sostituto procuratore della Procura Generale, sono tutti uguali. Tuttavia Tarfusser ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, cioè non è un cretino qualunque, come inquirente compresi gli anni alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Dunque la sua iniziativa non concordata con Nanni e rilanciata da giornali e TV, non concordata è tutto da vedere, perché dei rapporti tra i 2 magistrati finora sappiamo nulla. Chi ce lo dice che come sono andate le cose? Lo scopriremo forse, chi lo sa.
In ogni caso, la sua iniziativa di Tarfusser non poteva che avere la clamorosa eco mediatica che ha avuto. Secondo il giorno ci vorrà un mese di tempo, e non si capisce da dove derivi questa indicazione, per valutare la relazione Tarfusser. In realtà sono 58 pagine, se c'hai voglia in un'ora te le leggi, sono chiarissime. Capisci anche un bambino dell'asilo forse no, ma uno di quinta elementare certamente sì. La sensazione nei corridoi è che Nanni non abbia intenzione di avanzare alcuna richiesta di revisione, perché avevano fatto sapere dalla Procura Generale che c'era un certo malcelato fastidio per tutto il chiasso mediatico, tanto più che un'analoga iniziativa, per l'ennesima volta, è stata preannunciata dalla difesa dei coniugi. Ieri, ad ogni buon conto, scrive il giorno, la Procuratrice Generale non era in ufficio. La dottoressa Nanni ha pranzato insieme agli altri capi degli uffici giudiziari milanesi in prefettura, invitata dal ministro della giustizia, Carlo Nordio. Probabile che pur nell'imbarazzo nessuna replica al procuratore di Como esca da Palazzo di Giustizia. Intanto c'è chi sussurra che Tarfusser, soprattutto dopo il vano tentativo di riuscire a guidare le procure di Milano, Roma o Catanzaro, sempre respinto dal CSM, ormai alla vigilia della pensione si senta in fondo molto più libero di sempre. Cosa vuol dire molto più libero di sempre? Che comincia a sparare stupidaggini? Che si sente libero di dire la verità? Che è coraggioso? Cosa vuol dire molto più libero di sempre alla vigilia della pensione? Insomma, non è che sia così rilevante. Mentre scrive La Verità, si sta trasformando in un duro scontro, durissimo, tra toghe, il caso giudiziario che ha ricostruito gli omicidi di Erba, la strage, scrive Fabio Amendolara. Ieri il procuratore di Como, che ha coordinato l'inchiesta fin dai primi passi, ha rimandato al mittente le accuse sulla gestione delle indagini mosse al suo ufficio dal sostituto procuratore generale Tarfusser e contenute nella bozza di richiesta di revisione, che non è una bozza ma è una richiesta di revisione. Senza giustificazione alcuna, scrive Astori, a distanza di 16 anni, eccetera, eccetera. Diciamo che poi leggeremo e commenteremo tra pochissimo anche questo comunicato stampa. Il sostituto procuratore generale di Milano, scrive La Verità, ha fatto suo il lavoro di gran parte dei consulenti della difesa e ha chiesto la riapertura del caso per l'insopportabilità che 2 persone, probabilmente vittime di errore giudiziario, stiano scontando l'ergastolo, così scriveva nella sua richiesta di revisione Tarfusser, che è arrivato a definire alcune attività dei carabinieri manipolazioni. Perfino l'uso di alcune fonti di prova come grimaldelli per convincere i fermati a confessare, ma le confessioni le difende il procuratore di Como facente funzioni di capo Astori. E dopo la ringa difensiva Astori parte con le stoccate, scrive ancora Fabio Amendolara, che conclude così: Rosa, che si trova nel carcere di Bollate, e Olindo, in quello di Opera, ora cavalcano l'onda e tramite uno dei loro difensori, l'avvocato Diego Soddu, hanno ringraziato pubblicamente Tarfusser. Ampito, ha spiegato l'avvocato, che questa volta la richiesta di riconsiderare la loro colpevolezza viene da un magistrato che ha innescato la miccia per l'ennesimo scontro tra toghe, conclude La Verità. Con ciò ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo il discorso, credo, con Edoardo Montolli tra pochissimo.